Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in compagnia di Sibille. Siamo qui al consueto appuntamento del venerdì. Questa sera rispondo alle domande in ordine di arrivo. Vi ricordo che ho variato un pochino la gestione degli appuntamenti e delle dirette, perché il lunedì, in base all'argomento del giorno, rispondo tramite i mazzetti, dunque si valuta più o meno un tema dell'appuntamento della serata e attraverso appunto i mazzetti ciascuno si sintonizza su uno o due mazzetti che lo richiamano di più e ottiene appunto la sua risposta. Questo vale per il lunedì, così bene o male riesco ad accontentare tutti quelli che decidono di giocare un pochettino con me, appunto con questi metodi di divinazione, e il venerdì invece rispondo tramite appunto domanda singola in ordine di arrivo nell'arco di quella mezz'ora che metto a disposizione. Vi ricordo tra l'altro che il venerdì è un giorno per me molto operativo, perché per me, ma anche per il Marietto Veneziano, perché quando finisco la diretta vado poi a fare le pulizie ai miei assistiti, e la stessa cosa il Marietto per i suoi, probabilmente tra un pochino poi ci saluterà e inizierà prima di me il suo lavoro. Bene, io vedo che ci sono degli amici collegati. Sara, buonasera, buonasera Lia, buonasera Daniela, buonasera Tiziana, buonasera Cristina, buonasera Stella, buonasera Diego, buonasera Ionela. Bene, sicuramente si collegheranno poi anche altre persone, e dunque la serata delle domande personali a cui rispondo in ordine di arrivo. Dunque non perdete tempo, mettete subito lì la vostra domanda, così non rischiate di restare esclusi dal tempo che ho a disposizione per rispondervi. Vi ricordo, per quanti fossero nuovi e non sapessero le informazioni e i dati di cui ho bisogno quando formulate la vostra domanda, di mettermi gentilmente il vostro nome e la vostra data di nascita. Una domanda chiara, senza doppia opzione, dunque è meglio fare così o è meglio che vado così? Questo è difficilissimo da rispondere con una stesa sola, perché è più corretto formulare una domanda chiara, dal momento che è nella domanda la chiave di lettura per l'interpretazione della stesa. Dunque, se già abbiamo una doppia opzione c'è confusione poi, dunque mi raccomando, formulate una domanda chiara. Se mi chiedete di controllare una situazione, magari con un'altra persona, gentilmente vi chiedo di mettermi anche il nome e la data di nascita di questa persona. Perfetto, dunque detto questo ho fornito tutte le informazioni. Vi ricordo comunque che ci trovate molto attivamente sui nostri gruppi Facebook. Ci sono alcuni gruppi che sono proprio nostri, creati da noi, dal Marietto e dalla sottoscritta, e che si chiamano I Casti Sacerdotali, e Sibille, Tarocchi e Radiestesia era il vecchio nome, scusate, adesso è diventato Radiestesia Radionica, Tarologia ed Ermetismo. Dunque cercateci e chiedete pure l'accesso ai gruppi. Per quanto riguarda invece il materiale che distribuiamo anche gratuitamente, trovate appunto nei gruppi molte risorse. Vi ricordo anche che sul canale YouTube, sia il Marietto Veneziano che io, abbiamo messo a disposizione moltissimi video informativi, ma anche di studio, dunque andate a cercare soprattutto nelle playlist per trovare gli argomenti che vi stanno a cuore. E il sito www.ilcapitano.altervista.org, dove trovate una sezione PDF gratuiti, dove appunto potrete scaricare in modo totalmente gratuito moltissimi circuiti che fino a qualche tempo fa venivano veramente venduti, alcuni a peso d'oro. Dunque ritenetevi fortunati a poter attingere a queste risorse, anche perché tra i circuiti trovate veramente rimedi per ogni circostanza, un po' per tutte le situazioni e gli ambiti della vita. Dunque andate pure a curiosare. Vi ricordo inoltre che nel sito c'è una sezione e-shop dove troverete tutti i servizi che forniamo. Siamo inoltre disponibili per consulti privati a pagamento della durata di 45 minuti e del costo di 20 euro. Dunque, se siete interessati a qualche approfondimento in privato,
siamo a disposizione, contattateci tramite WhatsApp. Bene, ora sì che posso cominciare. Ho spiegato tutto, ho visto che si sono aggiunti anche Valentina, Antonio, Sally, Scudo, Lia e Perla. Benissimo, Angi, ok, non volevo dimenticare nessuno, spero di non aver dimenticato nessuno. Andiamo avanti. Cominciamo dalla prima domanda che vedo in ordine ed è quella di Sara Elisabetta. Allora, Elisabetta, 19 maggio. Ho dimenticato il Marietto, dice. No, non è vero, ti ho salutato all'inizio, ho detto che poi si sono aggiunte altre persone. Non sei attento. Allora, torniamo a Elisabetta, 19 maggio 89. C'è un reale interesse ed effettivo movimento nei miei confronti da parte di Mattia, 19 ottobre 94. Grazie. Ah, grazie Sara. Allora, vediamo un pochettino, Sara Elisabetta. Mattia, se è veramente interessato, un po' che sviluppi ci saranno con Elisabetta. Vediamo subito. Allora, sai, direi che qualcosa si sbloccherà. Già al taglio c'è una situazione che può diventare favorevole. Scusate, la metto un po' più qua perché allora, dunque, non è che sia proprio una stesa entusiasmante, Elisabetta, devo essere sincera. C'è sicuramente un interesse, ma non è un interesse né costante né rassicurante. Vedi che qua abbiamo queste due carte, poco. Tanto per cominciare partiamo con ordine. Da cosa vedono le sibille? O l'hai incontrato per questioni di lavoro, perché vedi che c'è un incontro proprio sul posto di lavoro, oppure potrebbe essere il significato di questa carta che lui magari è un commesso, un commerciante, qualcosa del genere. Però guarda, sembra, con la carta del ladro, sembra quasi che o sia già impegnato questa persona qui. C'è qualcosa, vedi? Aspetta, non so se si vedono bene. Vedi questa? Sembra che già ci sia una situazione. Oppure, guarda, se non fosse una domanda d'amore ti direi attenta perché sul lavoro c'è una persona che ruba. Però oserei dire che è vero che c'è un incontro molto piacevole nel passato, forse sul posto di lavoro, ma potrebbe essere impegnato in una relazione stabile. Lui l'interesse sembra averlo, ma vedi che ci sono delle forze opposte, delle situazioni non chiare e probabilmente ci sarà qualche, o presto, a breve, qualche comunicazione, qualche informazione che ti porterà un po' di dispiacere. Sai, non vedo grandi sviluppi, devo essere sincera, quantomeno nel prossimo periodo questo sblocco che sembrava essere preannunciato dal taglio, in realtà qui non è tanto, così tanto marcato, perché c'è, come dire, una situazione in cui mi sembra che comunque, vedi, ci sia o una situazione di giudizio, di raffreddamento in favore di quella che forse è già la persona che ha accanto, e dunque vedi che ci sono delle discussioni, delle situazioni che magari gli arrecano anche dei problemi, e questo dirà un immediato sviluppo. Oppure appunto possono verificarsi, nonostante la sua scelta magari nei tuoi confronti, comunque delle incomprensioni anche importanti. Diciamo che è più plausibile
che tu riesca a costruire con lui un rapporto di amicizia dove magari riesci a consigliargli o a scambiare opinioni con lui, e comunque una positiva collaborazione. Perché per quanto riguarda una svolta sentimentale, diciamo che a livello effettivo c'è poco, un interesse di tipo leggero, ma poi guarda che la situazione prima rallenta, subisce ritardi, crea tormenti, confusione, poi un dispiacere. Dunque, mi dispiace Elisabetta, magari nel prossimo periodo questo sviluppo non lo vedo. Non escludo che non ci sia mai, ma non parte granché. Non c'è un effettivo, sì, c'è un interesse, abbiamo visto, ma fai attenzione. Allora, vediamo la prossima domanda. Stella. Buonasera Ilde, posso chiederti se Giuseppe, 18 luglio 78, in futuro cercherà Cinzia, 3 dicembre 72. Lui è un ex ma impegnato. Allora, vediamo se Giuseppe torna a cercare Cinzia. Vediamo. Allora, c'è qualche resistenza, però sembra anche una stesa, cioè, scusami, un taglio interessante di incontri molto ravvicinati, se così si può dire, perché siamo ancora in un orario. Allora, dunque, allora, vediamo un po'. Gran signore, allegrezza al cuore, domestico, sospiri e gran consolazione. Beh, diciamo che effettivamente c'è stato un rapporto, non dico solo un flirt, questo può essere anche una carta di fidanzamento, comunque la possibilità che ci sia stato un rapporto, anche perché la carta del domestico in alcune circostanze può indicare un fratello, può indicare una persona a noi molto vicina, compreso anche un fidanzato. Dunque diciamo che lui in passato, tu e lui avete avuto questa relazione, però sospiri e gran consolazione, dunque qualcosa che poi si è persa, allontanata, lasciando solo ricordi, speranze, sogni, aspettative. Ammalato, nemica, dunque al momento niente, al presente c'è quest'altra persona con cui le cose sembrano andare bene. In futuro, guarda, io non escludo che lui possa in qualche modo interessarsi ancora a te, perché vedo che ti controlla, in qualche modo ti spia o ti tiene d'occhio magari attraverso i social. Però vedi che c'è ancora la donna maritata, vale a dire la persona con cui lui in questo momento è impegnato, dunque ci sarà ancora nel suo futuro, però sembra che ci sarai anche tu in qualche modo, una storia di vecchio corso. Ma come sarà però? Tanto per cominciare, non felice, nascosta e di occasioni furtive. Boh. Va bene così, andiamo avanti. Vediamo un pochettino la prossima domanda. Allora, ho già risposto a Elisabetta. Vediamo Lia. Volevo sapere se Elisa, 19 aprile 89, e Francesco, 16 maggio 64, mi danno presto la casa in affitto. Allora, vediamo. Lia
Vediamo se Elisa e Francesco ti danno la casa in affitto. Aspettate un po', mi sono dimenticata, si è spenta l'altra. Eccoci qua. Allora, Elisa e Francesco. Soprattutto la ragazza giovane che vuole concludere. No, presto no. No, presto no. Sembra quasi che siate sul punto di stringere questo benedetto accordo, ma poi succede qualche imprevisto che lo impedisce. Soprattutto lui, non so se è lui che opponga una maggiore resistenza e ci sarà da avere un po' di pazienza. Poi probabilmente c'è un rilancio, io non so se veramente vi siete accordati nei termini dei prezzi oppure del tipo di contratto, qual è la cosa che dovete ancora ben chiarire, perché questo sembra proprio un rilancio di tipo economico oppure comunque in effetti una qualche possibilità, ma poi vedi che di nuovo cambiano le cose. E anche l'esito, quando sembra che sei sul punto di riuscire, poi c'è qualche influenza nefasta, qualche situazione che non è subito, non posso dirti che è subito, perché se anche sembra immediata, è quasi qua, guarda. Dunque, poi ci sarà un pochino da incalzare e poi di nuovo, cioè le carte subito dopo questo imprevisto che impediranno appunto, sembra proprio che poi la situazione si sblocchi e intendano dartela, però c'è un qualcosa, una specie di rilancio, una novità, diciamo così, un'altra offerta e vedi che poi c'è questo e poi l'esito, c'è un qualcosa che ti verrà comunicato, che non sarà tanto piacevole. Dunque forse qualche cosa che verrà fuori nel prossimo periodo. Allora, andiamo avanti. Sally. Vediamo, vuole sapere i pensieri di Antonio, 15 febbraio 88, nei confronti di Federica, 28 settembre del 90. Allora, Antonio, cosa pensa Antonio nei confronti di Federica? Beh, un interesse ce l'ha. Allora, qui l'esito è bellissimo. Sono venute delle bellissime carte nell'esito, dunque ora le vediamo. La stesa è un po' più articolata, si vede che ci saranno delle situazioni che verranno a creare un po' di vita, un po' di contrattempi che tengono, come dire, vivo l'interesse o la situazione. Vediamo un po'. Intanto un accordo lavorativo oppure un qualcosa che parla di lavoro e forse un appuntamento sul lavoro. Adesso non so bene questo
questo Antonio che provenienza abbia, o se lui in particolare fa un lavoro, non so, che in qualche modo fa parte della risposta di questa stesa. Dunque c'è un accento sul lavoro. Però, guarda, un accento anche su forse le preoccupazioni in ambito lavorativo. Vediamo, è possibile che lui in qualche modo ti associ a delle situazioni lavorative. Al presente il pensiero c'è, però o è un tipo un po' orgoglioso, che non manifesta in modo aperto questo interesse, o comunque ha paura, magari anche timido, chi lo sa, ha paura di fare qualche passo sbagliato, ma vedo che c'è qualche comunicazione così un po' superficiale, o comunque un po' leggera, ecco, tanto per riuscire a contattarti o a parlare con te. A questo punto, va bene, scusate, Marietto saluta tutti, sta andando a fare le pulizie, dunque lui comincia già, come vi avevo preannunciato. Grazie Marietto per il tuo contributo, per la parte della regia. Ci sentiamo domani, grazie mille. Bene, per quanto riguarda, come ti ho detto, il presente, lui sicuramente pensa, non lo so, siete un po' distanti? Possibile che magari purtroppo questa distanza magari gli dia anche da pensare e che abbiate per lo più contatti di tipo telefonico? Vedi, c'è anche un blocco, o è legato alla possibilità che riusciate a incontrarvi, perché può anche voler dire, è anche una carta di visita, di viaggio, che si va a incontrare qualcuno, e dunque vedi che è impedito. Oppure magari è bloccato, la situazione è bloccata o lui è bloccato perché c'è un pregresso, qualcuno, ok? O è bloccato di fronte a qualche verità, a qualcosa. Vedo che comunque c'è, come dire, cioè il pensiero ce l'ha, perché non posso dire che non ce l'abbia, però ci sono appunto delle resistenze e delle difficoltà. Non so perché, ma sembra che queste difficoltà siano legate a qualcosa che fai tu, a qualche tua attività. Comunque, lasciamo perdere. In fin dei conti, l'esito è super. Dunque, lui ha tutta l'intenzione, vedi che ha una forte attrazione verso di te, si sta innamorando e vuole proprio incontrarti. E sicuramente avverrà l'occasione per questo incontro, oppure per formare appunto una coppia. Dunque, secondo me, a parte alcune difficoltà così, magari dettate da una distanza o dal fatto che non sia sempre facile riuscire a vederli, comunque ci sono buone prospettive, Federica. Allora, andiamo a vedere adesso la domanda di Valentina. Valentina vuole sapere se troverà l'amore. Praticamente dice 27 gennaio 77, al momento è sola. Va bene, vediamo Valentina cosa ti riservano i sentimenti, la vita sentimentale nel prossimo futuro. Ma sento un odore nell'aria. Allora, vediamo un po' per Valentina. Allora,
Bene, dunque possono arrivare in base al taglio, poi tanto vediamo anche l'approfondimento con la stesa. Possono arrivare delle lusinghe o degli interessi, un gesto di interesse o comunque manifestazioni di interesse da parte di qualcuno che sta lontano. Potrebbe essere però un interesse un po' così, un po' superficiale, un po' non proprio autentico in tutto e per tutto. Dunque qualcosa si muove, magari solo qualche flirt così un po' en passant. Mm? Vediamo un po' cosa dicono. Comunque le Sibille, anche perché è la stesa quella che ci darà le risposte. Allora, Valentina. Valentina, sei sola? Sì. Qualcosa è cambiato, tu forse sei cambiata, hai preso una decisione forse di andartene, qualcosa della relazione ti faceva soffrire e dunque hai optato per o per un nuovo inizio lontano, comunque per ripartire, ricominciare. Ehm, È possibile anche che possano essere lette anche più ancora alla lettera e che magari nel passato recente qualcosa abbia a che fare con un figlio o questa attesa di un figlio che magari può essere stato magari la causa o uno dei motivi per cui un rapporto in passato si è concluso, un rapporto importante. Ma andiamo al futuro, del resto il passato in qualche modo continua a influenzarti ed è per questo che compare una certa riga del passato e non piuttosto che un'altra. Però andiamo avanti. Diciamo che tu lo desideri un rapporto sentimentale, ma un po' sei timorosa, vedi che ci sono ancora delle situazioni poco chiare o vedi, potrebbe anche essere presente nella tua vita in questo momento un corteggiatore un po' non tanto tranquillo, nel senso che magari è un po' geloso, un po' capisce bene le aspettative che abbia, insomma, qualcuno però già il presente c'è, vedo un corteggiamento. Se non sta già avvenendo, avverrà proprio a brevissimo. E vedo che comunque qualcosa si muove, c'è una riuscita, e sembra anche che andiate a raccogliere abbastanza in fretta i frutti di quello che crescerà nel prossimo periodo. Addirittura potreste parlare di metter su casa nel corso della relazione o di quello che avverrà. Solo che qua c'è un blocco. Ehm, la persona che manifesta questo interesse verso di te è comunque una persona che sarà affascinante, ambita, sicuramente saprà colpire anche te, però potrebbe anche essere una persona che nel tempo ti farà sentire un po' trascurata, c'è qualche cosa che ancora ti fa pensare al passato o perché questa persona in qualche modo ti ricorderà una situazione del passato. Comunque voglio dirti che la stesa non è male, cioè qualcosa si muoverà anche presto, però sempre con le dovute cautele, mi raccomando. Allora, vediamo la prossima domanda. Settembre 82, troverò il vero amore. Vediamo se Diego troverà il vero amore. Allora, quando fate queste domande così senza
cioè domande che possono avere una valenza anche in un futuro molto lontano. Voglio dirvi, insomma, ci tengo a chiarire che le sibille, parlando per eventi, nell'arco della stesa possono rispondere a quello che avverrà in ordine, diciamo, proprio di evento, ma non quello che avverrà fino alla fine della vita. Perciò, voglio dire, non è detto che se non si vede qui subito non avvenga poi più avanti nel tempo. Ok? Questo è per darti una rassicurazione sul fatto che non è una risposta definitiva a quella data dalle sibille. Ok? Questo è importante, chiarirlo sempre. Anche molte persone a volte mi dicono ma come mai hai visto questo, ma ancora, a parte che siamo in una diretta dove, a parte il vostro nome e la data, non so nulla di voi, dunque magari tra le varie e molte possibilità di interpretare una stesa, non sono in grado di dire tutto quello che si può dire, magari dico qualcosa che non è esattamente quello che risponde per voi, ma voglio dire, faccio del mio meglio con così poche informazioni. Una cosa seria prevederebbe appunto anche altri parametri, ma non ve la faccio lunga perché a voi interessano le risposte. Dunque, questo volevo dire, va bene? Vediamo per Diego. Vabbè, sì, abbiamo già il taglio, un incontro, forse addirittura, non vorrei dire, ma potrebbe esserci un colpo di fulmine o con una persona con cui collaborerai o comunque con una ragazza con un bello spirito volenteroso, molto, molto capace. Allora, qualcosa avverrà già nel prossimo periodo, non nell'illusione, forse una donna o più grande di te o separata con figli o addirittura ancora sposata, ti mette un po' di confusione, forse hai degli interessi, pensi a questa persona, avete degli scambi, però ci sono delle circostanze che appunto generando confusione richiedono di essere cambiate e tu stesso farai un cambiamento nel prossimo periodo. Probabilmente lo fai e poi lo subisci a tua volta. Lo fai e lo subisci, questo più o meno è l'ordine. Comunque, guarda, tac, tac e tac. Cosa significa queste tre carte comunque che sono in sequenza temporale, diciamo così, anche se appunto non è facile dare previsioni in termini di tempo. Comunque, nonostante tutto, sembra indicare che restando fedele al tuo desiderio, cioè leale a nei confronti di te stesso e di quelli che sono i tuoi sentimenti e quello che tu stai veramente cercando, ti porterà ad avere proprio una relazione ufficiale. Ok? Dunque ci sarà qualcosa di molto più bello e appagante. Vedo appunto lo slancio, l'entusiasmo. Attento perché o tu potresti perdere l'interesse poi nel tempo di staccarti un pochino, o al contrario, magari per questioni lavorative, oppure per via di qualche colloquio o qualche prova d'esame, qualche test, cioè un qualcosa che può in qualche modo, come dire, interferire, non male, però la circostanza qual è? Che ci sarà un po' si creeranno delle incomprensioni forti, forse anche caratteriali, che emergeranno e che dunque imporranno sì uno sblocco della situazione, ma di chiusura.
Dunque, vediamo poi, chissà cosa avverrà, me lo farai sapere forse. Allora, l'ultima risposta, perché ho sforato abbondantemente, vabbè, ho cominciato già tardi, mea colpa, però non fosse altro che ho le pulizie che in genere mi portano via un mare di tempo e di energie, dunque riesco ancora a rispondere a Claudia. 12 giugno 72. Ok, vediamo un po'. Anche qui, se non esce nella stesa adesso, non significa no mai, ok? Dunque, stiamo a vedere, va bene? Mm. Allora, donna maritata, fortuna. Non è male. Così. Mm. Sarà una lotta, però guarda che l'esito già dice di sì, però sai, c'è da lottare tanto, devi avere tanta pazienza, vedi qua, tanto per cominciare, già nel passato, scusami, tutta la prima linea non si vede, già nel passato lui aveva avuto un mezzo innamoramento, aveva avuto una sbandatina, ma poi, vedi, si è raffreddato, la cosa è cambiata. Al presente ci sono un sacco di ostacoli per incontrarsi, per vedersi, sembra proprio che la cosa non sia possibile, che anzi un'altra figura generi della confusione, c'è proprio un'altra presenza che genera confusione. Vedi che anche questa malinconia è la vecchia signora, dunque c'è già comunque un'altra persona che fa parte, proprio una persona storica che crea una perdita di opportunità e di occasioni. Anche, vedi, perfino eventuali pensieri, cioè è dura, qua non c'è ancora il movimento, non vedo ancora un cambiamento o una ripresa, vedi che in passato proprio mi apre con una specie di colpo di fulmine che lui ha avuto, poi sta cosa è proprio quasi, non dico morta, ma insomma, e dunque, come ti ho già spiegato, ci sono queste circostanze e al momento, anche in futuro, diciamo nel prossimo periodo, continueranno a esserci degli ostacoli o delle situazioni che appunto si frappongono in questa direzione. Ma poi comincia qualcosina, cioè sembra che, non so quando, vi ripeto che non è facile dare tempistiche con le sibille, però sembra che poi raccoglierai tutti gli sforzi e raccoglierai i frutti appunto dell'impegno e di quello che è stato seminato. Allora, l'interesse si riaccenderà soprattutto da un profilo di natura fisico e si creerà appunto una buona opportunità, una buona occasione. Vedi, la domanda è se si innamorerà. Innamorarsi è una cosa, amare è un'altra. Qua si confermerà un qualcosa di fortunato, di buono. Va bene, dunque, però c'è da aspettare, il tipo di persona che non dà soddisfazione. Bene, io vi ringrazio tantissimo, vi ricordo che sul mio canale
eseguo 2 dirette su questo canale dove siete collegati stasera, eseguo 2 dirette settimanali, il lunedì e il venerdì come questa sera, alle 21:30, che durante le dirette il lunedì faccio i mazzetti sull'argomento della serata, mentre il venerdì, come questa sera, rispondo alle domande in ordine di arrivo. Dal momento che l'arco temporale della diretta è di 30-40 minuti, ricordatevi che prima arrivate più le possibilità di ottenere gratuitamente la vostra risposta sono alte. Però abbiamo anche degli appuntamenti sui gruppi che appartengono a noi, ma anche quelli che aiutiamo a gestire. Dunque vi ricordo i gruppi, così potete raggiungerci anche su Facebook, perché durante la settimana appunto spesso facciamo dei piccoli spot, dei contributi sempre in diretta. Allora, il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, ed è nostro, del Marietto Veneziano e della sottoscritta, i casti sacerdotali, e poi il gruppo Radiestesia, Radionica, Genera e Magie Varie. Dunque veniteci a trovare in questi gruppi, ok? Bene, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione e vi auguro un buonissimo proseguimento di serata. Tra l'altro saluto, si sono aggiunti anche Perla, Cira, Eva, Carmela, Pamela, Federica e basta. Io vi ringrazio tantissimo, ci ritroviamo allora lunedì sul mio canale YouTube alle 21:30 con i mazzetti e perché no, anche chissà nel fine settimana forse una diretta su uno di questi gruppi oppure tutti e tre. Un abbraccio, buon fine settimana, vado a pulire le persone che si sono affidate alle mie cure. Buon proseguimento.